Pochi giorni al via dei saldi che a Venezia e in Veneto scatteranno ufficialmente il 5 gennaio fino al 28 febbraio 2023. Con il presidente di Ascom Venezia Roberto Magliocco è anche l'occasione di tracciare un primo bilancio sul 2022 che si sta concludendo. Rispetto all'anno precedente c'è stato un raggio di sole. Diciamo che la prima metà dell'anno, fino ai primi di giugno, la stagione era partita in sordina, poi dai primi di giugno in poi la stagione ha recuperato e ha messo il cuore in pace in molti commercianti che aspettavano con impazienza la possibilità di poter recuperare i corrispettivi per poter pagare le spese e anche i debiti. Si è sentita la mancanza della crocieristica. Trovo un po' scandaloso il fatto che la Marittima sia abbandonata a se stessa, una città che è nata sul mare e che da sul mare ha trovato la sua forza, i suoi tesori, adesso tutto su un colpo faccia la guerra ai traffici marittimi. Tra i punti di forza, invece, La Biennale ha avuto un successo strepitoso in termini di consenso e in termini di visitatori. La parte dell'Arsenale rivitalizza tutto Castello Est, pertanto se non ci fossero state queste iniziative sarebbe stata una periferia sulla periferia.